Quarta corsa, un confronto per i 4 anni a reclamare. Gentleman proprietari in Salchi, sono in 9 dietro le ali della macchina. All'1 Elite, 2 Elton John Day Room, 3 Elomar, 4 Ezra Mou, 5 Eurac Go, in seconda fila 8 Endoma Almar, 9 Explosive Girl LF, 10 Helios Chuck SM, 11 Ermanno Jet. Autostrada che prende velocità, si prepara al lancio. Partiti. Con veloce Elomar che prende la testa nei confronti di Elton John Day Room. Poi dalla seconda fila Helios Chuck SM che ha preso gran partenza e cerca di sistemarsi in corda ma non ci riesce. Mentre galoppa Elite. Quarta posizione numero per Explosive 1 Girl Elite LF, squalificato, che precede il resto del gruppo, leggermente attardato, con Endoma Almar che è accanto a Ermanno Jet. Se ne vanno 200 metri in 14,9, si deve adeguare allo scoperto Helios Chuck SM che non ha trovato posto, quarto di gara passato in 33 da Elomar che guida Elton John Day Room nella sua scia. Di fuori Helios Chuck SM, poi ancora Explosive Girl LF ed Ermanno Jet. Primi 600 metri passati in 46,2. Sul piede dell'1.17 si viene al passaggio davanti alle tribune con al comando Elomar, di fuori sempre Helios Chuck SM, in corda Elton John Day Room, seconda pariglia per Ermanno Jet, poi ancora Explosive Girl LF, via via gli altri con Ezra Mou e Endoma Almar che si ricongiungono. Viene via in terza ruota ora Ermanno Jet al chilometro in 1.17,6. Aggira Helios Chuck SM, si propone a lato di Elton John Day Room, prova ad andare sulla testa. Elomar però si mantiene in netta evidenza. Elton John Day Room lungo la corda, di fuori Ermanno Jet, poi Explosive Girl LF, 14,8 la retta di là, 1,32,4 in 1.200. Sulla piegata conclusiva insiste Ermanno Jet che va all'attacco di Elomar che prova la difesa al comando. Elton John Day Room in attesa dell'open stretch, la retta d'arrivo per Elomar che è in vantaggio, Ermanno Jet sul passo, Elton John che rimane lì, Elomar è in vantaggio, ci prova Ermanno Jet, Elomar che ha sempre quella lunghezza di margine, Elomar che nel finale si difende da Ermanno Jet, al terzo finisce forte Explosive Girl LF su Elton John Day Room. 39 ad arrivare, 1.16,7 il ragguaglio cronometrico per il successo di Elomar e Alfonso Ferrante che è guidatore e proprietario dell'allievo di Lamberto Barbieri, 4 anni da Napoleon, che vince in Coast to Coast. Al secondo molto bene Ermanno Jet con percorso esterno, al terzo posto finisce Explosive Girl LF, il successo di Elomar e Alfonso Ferrante, assegno nella quarta corsa dall'Arcoveggio.